Ciao, qui è il dottor Alessio Veneziano. Oggi in questo video ti voglio fare vedere e provare dei test di autovalutazione dei dolori psicosomatici. Se ad oggi non sai se i tuoi sintomi o dolori sono causati da una mente o meglio un sistema nervoso in ipersensibilità, rimani fino alla fine perché questi tre test di autovalutazione non li troverai facilmente e ti faranno risparmiare decine se non migliaia di euro in diagnosi o visite specialistiche che mirano solo a vedere cosa c'è nel corpo, invece che vedere se solo magari la parte psicologica e sociale di quello che stai vivendo è la radice del problema. Dico solo perché la maggior parte dei dolori psicosomatici o dolori nociplastici, che io tratto ogni giorno, ogni mese, sono principalmente dati da una psiche, da un cervello crea il dolore. Un cervello che è in ipersensibilità. Dolori anche molto, molto, molto intensi. Quindi ciò non vuol dire che i dolori psicosomatici sono meno gravi o meno potenti dei dolori acuti causati da fratture, tumori, infezioni. Questo non è vero, possono essere anche molto intensi, ma sono nettamente diversi da tutti gli altri. Quindi è importante arrivare ad avere una diagnosi, capire dove ti trovi e a quel punto fare un trattamento mirato psicosomatico per risolvere totalmente, anche totalmente al 100%. Quindi anche se hai sofferto di 15-10 anni di dolori, perché questo lo vedo ogni mese con persone che arrivano a me, pensano di avere un dolore che probabilmente era strutturale in precedenza, oggi non lo è più dopo 3 mesi e non sanno come risolverlo. Fanno fisioterapia, fanno psicologia, ma non mirano tutto a quei fattori psicosomatici. Ecco che questo è il primo passo, il primo test, guardare se nella tua infanzia ci sono stati delle problematiche o dei traumi che oggi ti stai portando e ti stanno, diciamo, portando dei sintomi molto intensi. È importante capire questo collegamento tra infanzia e dolori persistenti. C'è un particolare test di cui ti voglio parlare, uno dei tre di cui ti voglio parlare oggi. Adesso condivido il mio schermo, così lo vediamo assieme, che è questo qua, che si chiama ACE, ACE, che non è l'ACE quello da bere. E l'ACE ovviamente vuol dire in inglese Adverse Childhood Experience, quindi esperienze infantili avverse in italiano. Questa particolare test si è visto che chi risponde in modo positivo con un sì a queste particolari 10 domande, c'è una buona probabilità che quello che sta vivendo oggi è causato da un sistema nervoso ipersensibile. Andiamo a vedere questi 10 punti insieme perché sono molto importanti. Non devi necessariamente ricordarti queste domande perché ti metterò nel link in descrizione il PDF che puoi tranquillamente scaricarti e vedertelo con calma e fare il test. Qua c'è un score, un punteggio di 1 a 10 e in base a questa tabella che dice 0 basso, rischio di livello basso, 1 3 moderato, 4 più un rischio di livello alto. L'impatto sulla salute in base a queste 10 domande è totalmente diverso. Vediamolo. Allora, numero 1, queste esperienze avverse infantili. Quindi il primo, ora scusate in anticipo se questa traduzione non è eccellente perché è stato tradotto dall'inglese all'italiano. Quindi, la prima domanda è se sei stato insultato, umiliato o svalutato regolarmente da bambino. Questo vuol dire nell'infanzia, quindi da 0 ai 17 anni. Qua metterai la risposta e avrai un punteggio. Ogni risposta sì sarà un 1, vale un punto. Secondo, sei stato picchiato con forza da farti male. 3. Qualcuno ti ha toccato in modo sessuale indesiderato. Ti sei sentito ignorato emotivamente o trascurato. Qua anche dal punto di vista stiamo parlando di genitori o chi ti ha accudito.
ti sei sentito ignorato da un padre che non c'era mai, o emotivamente trascurato da una madre che magari lavorava spesso. 5. Non ricevi cure adeguate o non ricevevi cure adeguate, cibo o vestiti puliti regolarmente. Questo ovviamente ti porta in uno stato di iperallerta già da bambino. 6. Hai assistito a litigi, violenze fisiche tra genitori. Litigi o violenze fisiche tra genitori. 7. Qualcuno in famiglia aveva problemi di alcol o droghe. 8. Qualcuno in casa soffriva di depressione o altre malattie mentali. Qua questo ti fa capire che non è una problematica genetica necessariamente, perché la depressione non è un qualcosa che si deve passare necessariamente attraverso i geni. Addirittura questo sappiamo che potrebbe essere passato attraverso i geni, quando il bambino è ancora dentro la pancia. Ma in questo caso stiamo parlando più di parte ambientale, che ti è andata a modificare delle vie neuronali del cervello. Modificare intendo attivare. 9. Un genitore che è stato in carcere. Qua parliamo anche di un familiare che è stato in carcere. 10. I tuoi genitori si sono separati o ti hanno abbandonato. Questo ovviamente cambia come un bambino cresce, come va a crescere durante poi l'età adulta. Ora, non abbiamo tempo adesso di fermare il video, ma potrai farlo tu e rispondere a queste domande. Il rischio che c'è per questo punteggio è questo. Punteggio 0, ovvero hai messo tutto no, hai un rischio di basso di sviluppare problemi legati a stress traumatico, ovvero dolori persistenti e altre patologie che potrebbero essere anche più gravi. Punteggio, hai risposto da 1 a 3, quindi hai messo da 1 a 3 sì, moderato, hai un aumentato rischio di problemi di salute mentale, dipendenze e malattie croniche. Da 4 o più di questi 10 punti hai un alto rischio di malattie croniche e disturbi cronici. Ora, questo è un test che si fa a livello proprio clinico. Ovviamente non ti viene dato il livello direttamente a te, perché deve essere in base a questo che metterai qui, quanti sì, deve essere comunque valutato in una sfera più olistica della persona. Non è semplicemente un test che dice: "Oh, adesso è tutto diagnosticato attraverso questi 10 punti", no, però aiuta. E piccola interruzione prima di continuare con questo video: più del 60% che vede i miei contenuti, il mio canale YouTube, non è iscritto o iscritta al canale. L'unica cosa che ti sto chiedendo in questo momento è di iscriverti se non l'hai già fatto. Questo mi aiuta immensamente, più di quello che pensi, per la produzione futura di nuovi podcast, di nuovi video sempre più dettagliati, sempre con più qualità. Quindi se ti sto aiutando in qualche modo a risolvere o a capire di più della tua situazione, che sia sintomo di cervicalgia, mal di schiena o altre problematiche, iscriviti a questo canale, diffondi questo canale con persone che potrebbero prenderne a beneficio, e in questo momento così mi aiuti a continuare il lavoro che faccio. Per me è molto molto importante. L'unica cosa è cliccare su questo piccolo bottone qui in basso, iscriviti, e ci vediamo nei futuri video con maggiore qualità, sempre di più. Te lo garantisco, questo è il mio piccolo aiuto che ti chiedo, piccola richiesta per le prossime puntate. A presto, ci vediamo nel video. Quello che uso io come test ulteriore è quello del modello FIT, funzionale incoerente triggerato. È un modello che è stato ideato dal dottor Howard Schubiner, che ci dice se c'è qualcosa in più, no? Quindi abbiamo visto che potremmo essere impattati a livello di trauma infantile, ma potrebbero anche esserci altre cose da considerare. E queste cose normalmente ogni terapista che è esperto in dolori persistenti, chiamiamoli psicosomatici, ok?
però sappiamo che psicosomatico vuol dire veramente che un dolore è reale, non te lo stai inventando, ma questi dolori psicosomatici si modificano e si comportano in modo molto differente rispetto ad altri sintomi che sono magari più strutturali o di danneggiamento del sistema nervoso. Quindi la differenza tra neuropatico e psicosomatico, o anche chiamato nociplastico, la si vede molto molto bene attraverso questi tre test. Questo è il secondo test. Ti ricordo che lo puoi scaricare in descrizione. Anzi, ti invito a scaricarlo in descrizione, tenertelo sotto mano e ogni volta che senti il dolore, fatti questi tre test per ricordarti che molto probabilmente il tuo problema non è strutturale e non ti devi preoccupare di quello che stai vivendo perché è una situazione totalmente reversibile se fai una terapia congrua con un dolore psicosomatico e non fai una terapia incongrua con magari dei dolori che sono strutturali, perché non ti trovi in questa situazione. Andiamo qui nel modello punto 2, modello FIT. Allora, il dolore nociplastico, ti ho detto, è un dolore non causato da danni fisici, evidenti. Quindi dà un'alterazione e percezione della modulazione del dolore. Quindi è il sistema nervoso centrale, la centralina che abbiamo qua dentro, che crea il sintomo e lo fa modificare. Quando diciamo che c'è un criterio che si chiama funzionale, cosa vuol dire? Vediamo le domande. Domanda 1. Il dolore è presente, ma gli esami medici non mostrano nulla di anomalo. Metti la risposta, sì o no. Hai dolori in più parti del corpo che si spostano o cambiano nel tempo. 3. Il dolore si è sviluppato senza una lesione fisica chiara. Molte volte le persone dicono mi ero alzato dalla sedia, da lì è iniziato tutto. Ma può alzarsi uno dalla sedia e danneggiare necessariamente un disco? Molte delle volte, il 99% delle volte no, non succede. Ma è una contrazione, è una contrattura data da un sistema nervoso che è andato in allerta. Lo capiamo in base anche al suo livello di stress. Incoerente. A volte riesce a fare cose che normalmente aumentano il dolore. Normalmente. Ho un paziente che appena finito adesso una sessione mi ha detto, guarda, pensavo che il nuoto andasse a complicare la situazione perché 3 giorni fa, 4 giorni fa ho provato a nuotare e mi dava problemi. Problemi di sciatica aveva lui. Ah, e invece adesso non sento nulla, va bene. Ok, sappiamo che non è strutturale, c'è un'attivazione del livello del sistema nervoso che va a contrarre dei muscoli. Andiamo su un'altra domanda. Il dolore è peggiore senza un motivo apparente. In realtà il motivo c'è, è una paura inconscia di qualcosa, una preoccupazione. Infatti, questo paziente mi ha detto, ieri, qualche giorno fa, mi hanno rubato le chiavi e quel giorno là mi hanno rubato la borsa con delle chiavi dentro, non c'erano i documenti per fortuna, però quel giorno là il mio dolore è aumentato. Chiaro, è un chiaro dolore o sintomo psicosomatico. 3. In alcune situazioni il dolore è sempre a sparire temporaneamente. Questo te l'ho detto, triggerato. Il dolore peggiora dopo emozioni forti, ansia, rabbia, paura. Molto chiaro. Si attiva in certi ambienti, luoghi o relazioni particolari. Qua non ho messo magari che è stagionale. 3. È comparso o peggiorato dopo un periodo di forte stress. Ora guarda quanti sì hai, probabilmente se ne hai 9 è molto chiara la situazione, già, senza fare altro test. Guarda a questo punto il punteggio e lì c'è, se hai più dai 6 in poi, molto probabilmente è un dolore nociplastico o psicosomatico. Facciamo l'ultimo test insieme, che ci indica la sensibilizzazione centrale, quella del cervello. Nelle condizioni di un sistema nervoso iperattivo, molto molto iperattivo, risponde appunto in un modo esagerato ai sintomi, anche se sono sintomi o stimoli, scusami, neutri, che dovrebbero essere neutri. Magari il tocco di una parte del corpo con la mano
a una persona con quella pressione dovrebbe non sentir niente, a te senti un dolore atroce. Ma lì non c'è nulla in quella zona del corpo che tocchi, magari ai trapezi, sì, sono andati in contrazione, ma non c'è una infiammazione a quel punto, ma più una sensibilizzazione centrale del sistema nervoso. Ora, questo è un indicatore con delle domande molto molto semplificate, perché la lista potrebbe essere più lunga, ma ho fatto in modo di metterti quelle più importanti. Quindi i tuoi sintomi sono quelli di stanchezza mentale o fisica persistente e rispondi mai, raramente, spesso, sempre. Difficoltà di concentrazione, nebbia mentale, questo negli ultimi 6 mesi. Ipersensibilità ai rumori, luci e odori. Disturbi intestinali e funzionali, cosa vuol dire? Gonfiore, colon irritabile, molto comune. Alterazioni del sonno, non ristoratore, risvegli frequenti. Soffri di ansia, umore basso associati al dolore. Il dolore aumenta in situazioni di stress. Questa è un qualcosa che si ripete nell'altro test. Ora, questa è una valutazione soggettiva. Soggettiva. Se rispondi spesso, sempre, ad almeno di 4 di queste cose, è altamente probabile che sei in una sensibilizzazione centrale in atto. Ovviamente è importante che questo test di autovalutazione non costituisce una diagnosi medica. Quindi qua ci dovrebbe essere una situazione molto chiara attraverso questi tre test che io faccio fare o comunque chiedo, anche senza fare il test, darti un foglio, chiedo, ti faccio un po' di queste domande. Attraverso questa diagnosi, che quindi prende in considerazione i tuoi referti medici precedenti e l'aspetto psicologico e biologico, quindi del corpo e sociale, lì si fa una diagnosi abbastanza chiara. Ora, se tu vai a farti una fisioterapia che mira solo al corpo, solo al camminare, solo al muoverti, stai mancando un 30-40% della terapia, ovvero quella mirata alle repressioni, allo stress, a quell'ansia che da qualche parte è arrivata nel passato, che oggi ti ha portato qua. Non fare una terapia che mira solo al corpo, perché ti troveresti in una situazione analoga tra 3-6 mesi, magari invece che la cervicale avresti mal di schiena e saresti punto da capo. Affidati a una terapia strutturata in un modo che va a coprire tutte le sfere del dolore, perché ti risparmi tanto tempo e non voglio che persone in Italia facciano cose a caso. Basiamoci sulla neuroscienza del dolore, basiamoci sui dati, arriviamo a una soluzione insieme basata appunto su 3 punti del dolore, cioè biologica, al corpo, sociale e psicologica. Se hai domande in particolare scrivimene nei commenti perché sto facendo dei video che insomma non aiutano solo le persone che seguo personalmente, ma tutte le persone che seguono YouTube. Spero che ti danno una mano questi video. Condividili con sempre più persone perché più condividiamo i video, più YouTube ovviamente aiuta me nel proporre questi video a più persone. Quindi è un lavoro un po' di gruppo qua. Guarda nel link in descrizione perché troverai questo PDF che ti ho appena letto, che te lo potrai scaricare, fare a casa, tenertelo sacrosanto da qualche parte perché ti va veramente a eliminare o risparmiare tantissimo tempo sprecato in diagnosi superficiali che non guardano tutto, ok? Quindi se hai una problematica di dolori persistenti al collo, schiena, oppure sintomi che non sono dolorosi come il senso di sbandamento, long covid, guarda questa cosa, guarda questo test e riflettici su. Vai sul mio sito web se vuoi avere informazioni in più o nel link di descrizione per sapere come lavorare con me. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Grazie dell'attenzione. Ciao.